Allora sono qui con Denis Boscaro, allenatore di Trissino. Denis, che partita hai visto stasera? Buonasera a tutti. Beh, ho visto una bella partita combattuta da tutte e due le parti. Finalmente siamo arrivati ad ottenere il primo punto. Per noi è una cosa importantissima perché con una squadra così giovane, senza esperienza in categoria, ci dà speranza per poter proseguire il nostro cammino. Sì, ho visto una buona dose di aggressività da parte dei tuoi, soprattutto nel primo tempo. Hanno cercato di pressare belli alti, Montecchio è andato in sofferenza più di qualche volta. Siete andati in doppio vantaggio, quindi magari forse anche per un discorso di inesperienza siete stati raggiunti, a parte quel missile di Giuliani che insomma poi alla fine lì ha pescato il jolly. Sì. Però sì, diciamo ancora qualcosina da limare, però abbiamo visto insomma nel corso di queste partite di Coppa Italia la squadra che è cresciuta molto, sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordissimo, sto vedendo i miei con tanta voglia. È difficile quando arrivi da un percorso di sconfitte, le assenti, non è una cosa semplice, però la stiamo gestendo bene e vedo che ci sta mettendo tutto e quello è l'importante. L'aggressività è una cosa che noi ci crediamo e senza commettere certi tipi di errori possiamo andare avanti bene. Sì, in effetti ho visto una gestione dei falli diciamo nuova, almeno lato Montecchio. Montecchio che in tutte le partite, tranne che con voi all'andata, ha sempre mandato in bonus gli avversari. Non l'ha fatto con voi l'altra volta e non l'ha fatto con voi neanche questa volta. Quindi probabilmente anche Montecchio ha avuto una fase difensiva diversa rispetto alle partite passate. Ti faccio una domanda, Denis, forse perché siete riusciti a impostare un gioco diverso voi oppure avete visto un Montecchio diverso dalla prima partita dell'andata? Sì, sì, stiamo cercando di aiutarci un po' di più nella fase difensiva. Logicamente abbiamo sempre quei minuti nel secondo tempo dove si cala di tensione, dove dobbiamo cercare di lavorare in maniera migliore. Però la Coppa Italia serve anche a questo, per arrivare al campionato ed essere un po' più pronti dell'inizio. Infatti mi hai bruciato la domanda perché volevo appunto chiederti che Trissino vedremo in campionato di A2, perché adesso si farà sul serio con altre squadre del nord Italia e quindi Ma ti ribalto appunto la domanda, insomma hai già dato uno spoiler. Sì, spero di vedere un buon Trissino che lotti sempre su tutte le palline, su tutte le partite e che cerchi di avere quella fame giusta di poter portare a casa il risultato. Bene.